Vi scrivo in un momento per me molto difficile. La nomina della commissaria, Suor Driscoll, di 81 anni, a presiedere il monastero dopo la mia destituzione non è il punto centrale. Il vero problema è il motivo per cui il dicastero ha arbitrariamente disposto il mio allontanamento senza fornire alcuna motivazione ufficiale o denuncia canonica. Inizia così l'ultima nota stampa di Suor Aline Pereira Gammachi, la badessa del monastero di San Giacomo di Veglia, commissariata il giorno della morte di Papa Francesco, che decide così di raccontare ufficialmente la sua verità, contestando punto per punto la nota emessa ieri dall'ordine cistercense, a partire dalla realtà del monastero, che secondo Suor Aline conta 19 monache e non 20, di cui 7 che hanno lasciato volontariamente dopo la nomina della commissaria. Suore e non solo la badessa, che hanno impugnato il decreto di sospensione, secondo i canoni e presentando formalmente il ricorso al dicastero. Suor Aline contesta anche il primo commissariamento del 2023, poiché nessun decreto fu notificato in quella data né fu presentato un ricorso da parte sua. Per Suor Aline fu solo disposta un'ispezione da parte del Vaticano, conclusa con l'esito che era tutto a posto, come contrariamente a quanto affermato. Ma l'ex badessa si scaglia pesantemente contro padre Lepori, l'abate generale dell'ordine, a partire dalla sospensione comunicata il giorno della morte di Papa Francesco. Purtroppo l'aggressività dimostrata non dal dicastero, che non può più esercitare potere durante la sede papale vacante, ma dalla comunicazione dell'ordine cistercense è grave e inaccettabile perché ha divulgato falsità e affermazioni diffamatorie lesive della mia dignità, fede e onorabilità. Le affermazioni di padre Lepori col messaggio WhatsApp che gira sui telefoni, secondo cui l'ex badessa si scatena per riconquistare potere e vanagloria con la menzogna e la manipolazione mediatica, sono infamanti. Tali parole confermano la volontà denigratoria nei confronti della mia persona. Il comunicato di Suor Aline termina con un ringraziamento a tutte le persone per la vicinanza espressa, i tanti messaggi giunti di preghiera e affetto, sottolineando che questo comunicato sarà l'ultimo intervento pubblico. D'ora in avanti parleranno i suoi avvocati e i consulenti che la assistono, nelle sedi opportune, per far emergere la verità dei fatti.